E per concludere la nostra puntata vi proponiamo un'intervista a Janez Janša, nome collettivo di alcuni artisti che affrontano il tema dell'appropriazione dell'identità, ospite di una lezione di arte contemporanea. Vediamo insieme il servizio. Ci troviamo nella sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in via Trieste, per parlare con Janez Janša. Janez Janša. Janez Janša. Artista famoso a livello internazionale, è venuto per una conferenza qui da noi. Janez, allora, il tuo lavoro consiste soprattutto sull'identità, lo scambio di identità. Parlaci un po' di questi ultimi anni e di questo lavoro in particolare. Questo a cui hai fatto riferimento è solo un aspetto della mia ricerca artistica. Quello che presenterò oggi all'Università Cattolica è un gesto amministrativo più che un lavoro artistico, e si tratta del cambio amministrativo di nome che 3 artisti hanno effettuato nell'estate del 2007, 3 artisti residenti in Slovenia. Durante quell'estate tutti e 3, in fasi differenti ma nello stesso periodo, hanno cambiato il proprio nome ufficialmente, anagraficamente, in quello di Janez Janša. Quindi da quel momento in avanti sono apparsi sulla scena artistica locale e anche conseguentemente internazionale 3 artisti con lo stesso nome. Ora, questo è anche il nome dell'allora primo ministro della Repubblica di Slovenia e l'attuale capo dell'opposizione in Slovenia. Sicuramente Marcel Duchamp è stato uno tra gli ispiratori di questa performance, chiamiamola performance artistica, essendo una sorta di ready-made. Ci sono altri artisti che hanno influenzato quest'opera, e chi sono soprattutto? Le influenze sono molteplici, forse non vale la pena adesso sottolinearne una a favore dell'altra, però come hai già accennato sicuramente Duchamp ha un ruolo rilevante, magari più che nel cambio del nome in se stesso, in alcuni progetti artistici in questo caso, che sono derivati dal gesto amministrativo del cambio del nome, come il fatto che i nostri documenti amministrativi, la carta d'identità e il passaporto sono stati innalzati ad opere d'arte in quanto nuove forme di ready-made. È proprio questo uno degli aspetti sui quali mi soffermerò verso il finale della presentazione di oggi. Ti senti di dare un consiglio ai giovani universitari che si stanno apprestando a voler lavorare come artisti, e se sì, quale? Dare consigli è sempre molto difficile, adesso posso dire la banalità del secolo, però sicuramente la perseveranza è una delle doti, delle caratteristiche fondamentali, insomma bisogna in qualche modo darci sotto. Anche per oggi è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana con uno speciale dedicato ad I Cat and Duel, 3 giornate dedicate alla creatività e alla festa organizzata dagli studenti dell'Università Cattolica. Vi aspettiamo, grazie per essere stati con noi.